Rieccoci, allora abbiamo sentito il professor Palù per quanto riguarda il nuovo vaccino, che ha detto sì, se dovesse funzionare al 90% sarebbe un straordinario successo. Ovviamente bisogna attendere tutte le varie aziende, chi deciderà il farmaco, come si chiama, mi sfugge il nome in questo momento. Federal Food Administration. Sì, esatto, che lo dico tutti in americano, io faccio fatica a parlare l'italiano, pensate un po' all'americano, però speriamo che questo vaccino funzioni, anche se in parte, come ha detto il professor Palù, ha detto qui finora chi ne ha tratto davvero del benessere è stata l'azienda, è stato la parte politica, insomma, le borse, i soldi e tant'altro, insomma, alla fin fine ci sono sempre... In un mondo connesso è così. Invece ritorniamo a noi. Stava parlando lei, sì, volevo dire, pare che era Food and Drug è passato molto tempo, non ricordo nemmeno più... Sì. Quando però si fa i confronti giustamente con la Germania e di quello che la Germania sta dando agli esercizi commerciali e tutte le aziende che sono in difficoltà per questo lockdown, non va dimenticato, e da quello che si legge sui giornali danno circa il 75%, ma noi non dobbiamo dimenticarci che noi siamo arrivati a febbraio con la Germania che aveva il 69% del debito sul PIL, per cui lei può prendere a mani larghe attingere al nuovo debito, noi siamo arrivati col 135%. Cioè noi abbiamo fatto verso il 170. Esatto, noi siamo arrivati al Covid avendo fatto le cicale prima. Faccio un esempio, chiedo a lei, chiedo anche, Sì. poi chiedo a tutti. Allora, lei è sindaco di un paese importante qui nel Padovano. Succede, facciamo una disgrazia, visto che è più o meno l'anniversario di quello che è successo a Venezia l'anno scorso, succede un'alluvione. L'alluvione faccio un esempio banale, 1 milione di euro di danni. Il governo non ha soldi, la regione non ha soldi, il comune non ha soldi, però miracolosamente questi soldi vengono fuori. Se io invece chiedo 1 milione prima per sistemare l'idrovia, mi dicono che non ci sono. Questa premessa è per chiedervi perché quando c'è un'emergenza, quando c'è una catastrofe, i soldi si trovano sempre e quando c'è ora da prevenire, di prevenire, i soldi non ci sono mai? Allora, è una saggia domanda che dal mio punto di vista presuppone che non ci sia una risposta che tranchant vada al punto. Mi spiego, faccio una premessa. Prima di tutto perché la politica in generale tende a bilanciare, a contemperare le esigenze di più interessi possibili. Quindi, quando si è in un momento di in bonis, definiamola, un anno normale, ci sono le attività di promozione culturale, le attività di promozione del turismo, le attività di promozione di qualsiasi cosa, qualcosa anche che potrebbe attenere ai fiori, a farci i fioretti sopra le cose, può essere, o comunque di prospettiva. Quando succede un'emergenza straordinaria, si interviene gioco forza tagliando in alcuni settori spesa corrente per metterla su quel dato indirizzo. Allora, no, fermoli, no, perché lei è bravo, lei è bravo, no, non sono per nulla bravo, lei è bravo, ma è una testimonianza che i miei risultati elettorali non testimoniano che io sono bravo. Io sapevo che lei mi rispondeva così. No, ma lei è bravo, ma sono bravo anch'io. Non ho completato il ragionamento. Sono bravo anch'io. Allora perché, visto che se è una cosa settoriale, si toglie da un altro settore per mettere dove ce n'è bisogno, corretto? Quando succede una pandemia mondiale i soldi si trovano per tutti? Allora, però se mi lasciava completare, questa era la prima parte del ragionamento. La seconda parte è, che attiene anche a quanto diceva l'economista, noi veniamo da una situazione, ad esempio in Europa e dentro l'Europa l'Italia, che viveva, giusto o sbagliato che sia, di un vincolo che si chiamava patto di sviluppo e stabilità, e in particolare la stabilità significava che siccome noi siamo in deficit, siamo a debito perenne, noi non potevamo spendere su alcune forme di indirizzo perché ciò te dovevi restituire prima quelli che non li avevi, che andavi a chiedere sul mercato. Aspetti, chiudo, non sono lunghissimo, ma chiudo. Siccome hanno tolto quel vincolo, hanno allentato i vincoli e permettono all'Italia di fare il 50% in più di debito strutturale della nostra economia per darli a chi? Per darli, giusto o sbagliato che sia, per non fare andare nessuno, non far lasciare a casa nessuno dai posti di lavoro, perché abbiamo bloccato i licenziamenti da marzo
e li abbiamo adesso bloccati fino a febbraio dell'anno prossimo. Abbiamo dato poco o tanto, non io, in generale, perché lo Stato siamo tutti noi, abbiamo dato risorse ai commercianti, poche, ne avremmo volute di più dare. Ma allora la domanda che avrei voluto fare se ci fosse stato qui Enoch Soranzo sarebbe, lui ha detto tagliamo quella che chi parla bene la chiama la spesa improduttiva, ma quando ci vai dentro, la spesa improduttiva è un nome e un cognome, sono persone, anche magari nei ministeri, io sono il primo a dire che bisognerebbe razionalizzare, ma non lo fai in 3 minuti, perché devi aspettare gli scivoli perché vadano in pensione, perché hai fatto la quota 100 e hai mandato in pensione prima persone, per cui adesso devi riassumere in sanità, è una cosa complessissima. Quindi lei, la domanda è giusta, va puntuale, è sana. Io allora penso che noi, dentro un mondo difficilissimo, e se lo premettessimo tutti ogni volta, io ho questo errore di visuale che non mi faccio poi troppo prendere dal dire le cose che si aspetta chi mi guarda. Io vorrei che riflettessimo. Stiamo dentro in un mondo straordinariamente difficile per tutti, per tutto il mondo. Stabilito che si sono fatte delle cose, che alcune sono state fatte bene, che altre potevano essere fatte prima, che siamo ancora in piena pandemia e che durerà ancora alcuni mesi, la prospettiva è: diamo solo sussidi o investiamo perché quando ne usciamo cerchiamo di uscirne bene? Questo sarebbe un argomento che mi appassionerebbe. Finisco per la domanda. Mi scuso, l'ho fatta più lunga di quello che volevo, ma molto ampia, che sapevo già prima che iniziasse che terminava così, perché è un bravo politico, anzi anche ho una grande stima nei confronti di Luigi Alessandro Bisato da parte mia. Però un partito, uno che governa, uno che deve seguire attentamente le vicende di 60 milioni di persone, organizza e cerca di guardare più in là del proprio naso e cerca di dare qualcosa in più dopo tutto quello che ha detto lei. Allora, se io vado nell'esempio banale, però che è importante nel nostro territorio ma che riguarda tutta l'Italia, se so che sistemare l'idrovia, prendo l'idrovia come esempio, prenda come tale, mi risolve il problema economico per 100 anni, 200 anni, di avere spese 100 volte superiori con danni anche fisici, morali, anche di vite umane, vanno fatte. Vuol dire che non c'è in prospettiva la nostra politica che guarda dopo il proprio naso. Ma io le avrei risposto esattamente così, perché l'idrovia non paga elettoralmente. No, ma perché tutti i governi hanno una scadenza elettorale. Ma indipendente che è chiaro che c'è questo motivo, però è anche chiaro che uno non guarda dopo il proprio naso, perché se uno vuole programmare e fare una programmazione del proprio e del suo paese sotto un profilo commerciale della Confcommercio, uno si organizza. Quanti anni ci sto? Ci sono 5 anni, faccio dei progetti. Abbia pazienza, questo governo ha chiamato 450 consulenti. Cosa hanno prodotto questi 450 consulenti? I banchi a rotelle? Ma qua ci stiamo prendendo in giro. L'idrovia, io ci ho fatto la tesi sull'idrovia. L'idrovia è ferma là da 30 anni. Era un esempio di idrovia. Ma è chiaro, ma è un esempio giustissimo. Ma perché lo stato emergenziale permette di avere, nell'intensità dell'emergenza, di avere dei finanziamenti immediati e di magari bypassare determinati vincoli legislativi. Sì, ma però se io come il governatore, se faccio l'esempio, se a casa mia sono interrato, sottointerrato e faccio la prevenzione, metto le pompe o metto quello per evitare che l'acqua entri, cerco di farlo a casa mia. Allora io, se governo uno Stato, cerco che mettere di una barriera che l'acqua non entri nel mio popolo. Io le rispondo con un esempio. Alluvione di Firenze 1967? 9? Non mi ricordo. Più o meno. Hanno trovato, faccia lei, poi non. Hanno trovato 127 milioni di fondi stanziati per l'alluvione di Firenze fermi là. Ma di cosa ragioniamo? Ma io vi sto dicendo che questa classe politica non guarda in prospettiva. Io ho chiesto, io ho chiesto a Bisato, perché credo, conoscendo nella sua onestà intellettuale, anche non di una persona corretta, onesta, che se Bisato domani va a Roma e va all'interno del palazzo, anche lui sarà condizionato da altre vicende, da altri interessi, da altre cose che vanno a discapito del popolo italiano. Non è mica detto che sia per forza anche lui, deve per forza chinare la testa. Io ho sempre questa speranza.
io avrei la speranza, ma so che sarà c'è un aspetto che potremmo magari disquisire in un'altra serata, quando riterrà, e penso che converrebbero anche le associazioni di categoria, i rappresentanti che sono qui stasera, che ci hanno portato il loro contributo molto interessante. Lo Stato è fatto di scelta politica, ma è fatto anche di sistema burocratico-amministrativo. Che la politica può cambiare. Che la politica può cambiare, ma c'è una stratificazione tale negli anni, negli ultimi 30-40 anni, una stratificazione di norme rispetto alle quali è quasi impossibile districarsi. E le posso dire allora, l'esempio che... Guardate, mi scrivono dalla regia chiudere. Mi scuso, ho già rilanciato la prossima. Faccio un esempio, volevo ritornare dai banalissimo. Che poi... ogni governo modifica la legislazione fiscale, ogni governo. Ma non è che la modifica e toglie quella precedente, va in sovrapposizione. Abbiamo un materasso di normative fiscali che sono impossibili. Cosa succederà adesso? Perché la situazione, anche da quanto ha detto Palù, non sarà e non si risolverà in tempi brevi, sarà un virus che ci accompagnerà magari ovviamente trovando dei farmaci che attenuano la gravità, però ci seguirà come un'influenza più pesante, molto più pesante dell'influenza. Cosa succederà per quanto riguarda la sua categoria e anche la categoria dell'APE? Perché la categoria dell'APE mi ha detto che Padova e provincia chiuderanno 500-600 attività e non sono poche su 3.000, quindi sono il 10-15% più o meno. E il resto cosa succederà? Allora, quello che succederà... Tenendo presente che avevate già anche l'e-commerce, perché l'e-commerce stava pesando anche quello in maniera non indifferente. Sì, allora bisognerebbe C'è una campagna che tutti dicono andate a acquistare. Bisognerebbe avere una puntata per parlare solo di quello, perché non si fa tempo a definire il danno che può provocare economico, che provoca l'e-commerce, perché non siamo stati in grado di controllare anche questo fenomeno, ma non per combatterlo, per attrezzare anche le nostre imprese ad essere competitive. E noi abbiamo sempre visto come il mostro che avanza, invece non è così, deve essere capito, deve essere sfruttato, perché abbiamo bisogno di innovazione, di tecnologia. Quando parliamo di digitalizzazione delle nostre imprese, sono tutte cose che noi abbiamo sempre sottovalutato. Okay? Il governo ha dato i 500 euro per comprare. Cosa succederà? Allora, cosa sta succedendo? Più cosa succederà? Sta succedendo che le imprese non ti danno più la merce se non la paghi prima. Come una volta? Come una volta, perché? Perché non c'è più fiducia. No? Quando manca la fiducia, questi soldini che sono arrivati sono già impegnati se vuoi attrezzare il tuo negozio, la tua bottega, il tuo bar, il tuo ristorante. Quindi addio prodotti. Dopodiché, cosa succederà nel prossimo futuro? E questa è la domanda che io ho fatto anche all'assessore Marcato ieri, che abbiamo avuto una videoconferenza con lui. Gli ho detto, ma non stiamo parlando della ripartenza, perché il mondo non si fermerà domani. Andremo avanti come? Che piano strategico è stato messo in atto per affrontare il nuovo diciamo, che arriverà e come arriverà? E quindi? E quindi è questo che manca, una programmazione. Quante imprese chiuderanno? Dobbiamo avere una statistica di quante imprese chiuderanno, okay? E capire come per avere questo bisogna attendere oppure lo avete già? Ma si può già fotografare, basta mettere in atto questo piano strategico della ripartenza, perché dobbiamo pensare a domani, oggi, è quello che è successo, è quello che sta succedendo, lo vediamo, ma dobbiamo pensare a come rimettere in moto le imprese, come far ripartire il turismo, ma sappiamo cosa vuol dire far ripartire il turismo? Tutto questo diventerà, secondo voi, anche qualcuno di voi l'ha detto, non ricordo chi, anche un problema sociale? Assolutamente sì, le faccio solo un esempio dell'angoscia che stanno vivendo adesso gli esercenti, poi i dipendenti degli esercenti e che poi diventerà un fenomeno globale purtroppo se non si inverte la rotta. L'ultimo DPCM, l'ultimo di una lunga serie di DPCM è stato firmato nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 di novembre, entrava in vigore il 5 e non si sapeva se la Regione Veneto sarebbe stata gialla o arancione. Ormai abbiamo imparato cosa vuol dire colore giallo-arancione. Per un esercente voleva dire poter continuare a rimanere aperto fino alle 18 oppure dover essere chiuso H24.
il Presidente del Consiglio Conte è andato in conferenza stampa alle ore 20 della sera prima per dire no, guardate, queste regole si applicano con 24 ore di ritardo. Intanto, entro le ore 20, l'esercente non sapeva se la mattina dopo avrebbe venduto le brioche, venduto le paste, venduto i caffè, i cappuccino e quindi chiamare i dipendenti. No, e aggiungo, chiamare i fornitori e quant'altro. Nell'eventualità eravamo arancioni, si doveva chiudere 24 ore su 24, aveva del materiale in casa. Tra l'altro, è che è la cosa fondamentale. Mi dica lei come si fa a dire cosa succederà fra un mese, che non sappiamo neanche cosa succederà domani mattina. Non riesce a programmare più niente. In compenso potremmo anche dire, copiando dagli altri, che la Germania già da marzo ha abbassato l'IVA per un anno. Per determinati a proposito, tutti questi soldi? La Germania dove trova? Ha fatto il debito prima? Poi posso sfatare un mito. L'Italia i soldi li ha anche messi, perché abbiamo sentito prima 100 miliardi di euro non sono poca roba. Ma è solo che sono stati messi. L'oro che abbiamo in Italia che mi dicono è tantissimo. Sono stati messi. Sono più 120 miliardi che è meglio che lasciamo là a garanzia. Per carità, non tocchiamo il fondo dell'oro della Banca d'Italia, che è un contrappeso fondamentale per stabilire la nostra stabilità finanziaria. Concludo questo ragionamento. Sono stati distribuiti questi 100 miliardi, 1000 rivoli, perché 600 euro di qua, 1000 euro di là, se hai fatto un terzo del fatturato allora puoi fare il credito d'imposta sull'affitto. I 600 euro li hanno portati a casa anche i senatori, ma ci rendiamo conto? Che non aveva bisogno, è vero. E il 31 di novembre scatta. E poi mi dà anche fastidio che dico io non lo sapevo. Uno Stato serio dice ragazzi abbiamo 100 miliardi di distribuzione, quali sono le imprese che vale la pena salvaguardare, che stanno soffrendo? Vi diamo X. Più di questi non ce ne sono, al limite vi sospendiamo, vi rimandiamo le imposte. No dire il 30% di credito d'imposta sull'affitto e, aspetta, la comica, il 60% di credito d'imposta se hai speso soldi per sanificare, comprare mascherine, che poi però diventava il 9%, dal 60% diventava il 9%, perché sono state presentate più domande rispetto a quelle che Ma per le zone gialle, il 31 novembre dobbiamo pagare l'acconto? Quindi se ti hanno dato quei 3.500, 4.000 euro, tu devi dare l'acconto per le zone gialle. Lo Stato finanzia se stesso. Esatto, quindi è un passamano, arrivano i soldini, depositiamo i soldini. Sono incongruenze che purtroppo la politica le mette in atto facilmente. Lo Stato va completamente riformato. È facile da mettere. Quindi anche il sistema fiscale. Ha paura di disordini sociali, Bisato, in conclusione di questa puntata? Mi auguro di no. Abbiamo avuto avvisaglie che possono far presagire che ci sia qualcuno che fomenta, che butta ulteriore ossigeno sul fuoco per farlo... Benzina, giusto, ha detto giusto. E quindi chi ci fomenta io lo enucleo e dico che va combattuto, però capisco l'inquietudine di tutta una parte di categorie sociali, io la capisco. Non capisco chi butta benzina sul fuoco. Lo Stato faccia sempre lo Stato e sia sempre di fianco a queste categorie, anche nelle nostre realtà locali. Io penso che in filiera, se tutti ci sentissimo dalla stessa parte, il comune può mettere 100, la provincia 10 e vai a seguire, e i 5.000 sarebbero diventati 15.000. Non so Chiudo la puntata, le faccio una domanda che non c'entra nulla col Covid. Lei è segretario del Partito Democratico in Veneto, doveva andare via, doveva rimanere, non avevo capito bene, è stato un periodo che voleva dimettersi, mi sembra, è sparita questa... No, io cerco di essere coerente nella vita, non so se la cosa porterà vantaggio a me stesso, ma non importa, io sono sempre stato coerente, io sono arrivato in direzione regionale dopo il voto scadente delle elezioni regionali, tra l'altro anche punteggiato dal fatto che non sono nemmeno diventato consigliere regionale, ma questa è una cosa secondaria, ho messo a disposizione il mio mandato, che è stato rigettato in quel momento e per il momento in maniera unanime da tutti i componenti della direzione regionale, che hanno ritenuto che non potesse essere colpa solo mia. Ha messo sul piatto della bilancia per il fallimento del PD nella nostra regione, oppure per quale motivo? Il fallimento è sotto gli occhi di tutti, una realtà che vuole, attenzione, io ho cercato sempre di imprimere al partito di cui mi sento parte e che qualche volta in maniera dialettica anche contrasto per alcune azioni che fa, perché io non penso che noi dobbiamo diventare la riserva indiana di quelli che vogliono star fuori dal giocarsi una partita e guardarli dalla tribuna.
tenendosi buono il 10-15% che prendono. Io penso che noi abbiamo uomini e donne che possono essere un'alternativa valida a chi governa in questo momento, perché, guarda caso, il nostro Presidente di Regione con chi colloquia, con chi va a mettersi d'accordo? Col Presidente Bonaccini, che rappresenta un pezzo del mio partito a cui io mi sento molto vicino. Stabilito questo, il voto in Veneto è stato scadente per noi, è stato scadente sotto tutti i punti di vista. Bisogna ricostruire, perché se in realtà locali, medie o piccole, noi riusciamo a dimostrare che si può amministrare, io penso che si possa amministrare anche in Veneto, mettendo in campo 2 o 3 idee nuove che tengano insieme i commercianti, la piccola impresa, ma con una tenuta sociale che non lasci indietro nessuno. Così ho risposto anche alla sua domanda. Lei dovrebbe essere il protagonista di tutto questo. Se me ne viene data la possibilità, sono qua a giocarmi in una pezzo di partita. È notte fonda, io devo salutarvi. Grazie a Patrizio Bertin, grazie a Alessandro Luigi Bisato, grazie a Francesco Pontelli e grazie anche a Filippo Serrato. Grazie di essere stati qui fino a quest'ora, sperando che davvero le cose iniziano a funzionare sotto un certo punto di vista un po' meglio di quelle che stanno andando attualmente. Buonanotte a tutti. Questo programma è stato offerto da Dispar, Eurospar, Interspar. Da 60 anni. Il valore della scelta.